tra le feste più iconiche ed esclusive del Carnevale di Venezia. Il Ballo del Doge, 31esima edizione, targato Antonia Sauter, andato in scena alla Scuola Grande della Misericordia, si conferma l'evento mondano più sontuoso e ricercato del Carnevale veneziano, così anche dalla ABC, che considera una delle 10 esperienze da fare almeno una volta nella vita. Festa che tra bellezza e tradizione nel pomeriggio odierno ha sfilato a Mestre con il ritorno dei carri allegorici. Da Via Piave 7 carri, più di 500 figuranti in maschera hanno percorso le vie del centro della città, che si è animato con la presenza di famiglie e bambini, partendo dalla zona della stazione, il quartiere dello Spaccio. Tradizioni che hanno sfilato in mattinata anche in una gremitissima piazza San Marco. Sfidando pioggia e vento, ha visto tra gli altri sul red carpet i mamutones con gli isadores, le maschere tipiche del carnevale di Mamoiada in Sardegna.